Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica 18 febbraio, anche oggi insieme per raccontarvi quanto accade nel nostro territorio con la nostra prima edizione alle 12:30 la pagina politica, e parleremo molto di Treviso, ma non solo, parleremo anche di temi politici. C'è un tema in particolare, quello del terzo mandato, che fa ribollire il centrodestra in questi giorni, in queste settimane. Ma partiamo come sempre con la cronaca un po' da tutta la nostra regione e partiamo da Vicenza. Solo ieri abbiamo raccontato dell'ennesima spaccata in città, un negozio di abbigliamento, l'ennesimo in una settimana molto difficile. Ebbene, un sedicenne è stato arrestato in queste ore dalla polizia per una delle spaccate, in particolare questa spaccata che vedete in queste immagini, che abbiamo raccontato proprio ieri nei nostri servizi. Gli agenti si sono attivati dopo l'alert proveniente dalla centrale operativa dei Carabinieri e sulla base di un caso simile avvenuto nei giorni scorsi che aveva visto protagonista un ragazzo. È stata recuperata una foto del sospettato e comparata con l'autore di una spaccata che era stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza. Pensate, è un sedicenne dell'Est Europa. Venuta la conferma che si trattava della stessa persona, la polizia ha compiuto un giro di perlustrazione nella zona, notando il giovane che si trovava in zona di Campomarzo e trovandosi di fronte alla pattuglia è fuggito. Due agenti hanno così inseguito il giovanissimo, fermandolo con difficoltà e riportando entrambi ferite lievi. Il sedicenne è stato quindi portato in questura, dove è stato denunciato per furto aggravato e lesioni ai due agenti e poi arrestato per resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. Dagli accertamenti svolti è emerso che la madre agli inizi di febbraio aveva presentato ai carabinieri una denuncia per la scomparsa del figlio. Il ragazzo era stato poi rintracciato e riaffidato ai genitori, ma nella stessa giornata era fuggito nuovamente di casa fino a quando è stato fermato dalla polizia. Ora ovviamente sono in corso le indagini per capire se questo ragazzo di appena 16 anni potrebbe essere l'autore di almeno una delle tante spaccate che hanno funestato la settimana, e non solo questa, a Vicenza, almeno di un'altra delle spaccate oltre a quella del negozio di abbigliamento per le quali è ritenuto responsabile. Dunque un fenomeno, quello della insicurezza in città e nei negozi, che continua a Vicenza, ma non solo. È tornato l'incubo delle spaccate a Mestre. C'era stato un periodo davvero difficile per la terraferma, per Mestre, con le spaccate. Altri raid 2 notti fa, in questo caso fermate 3 persone. Hanno spaccato la vetrina del negozio vicino, hanno tentato di spaccare la nostra, per fortuna non ci sono riusciti perché abbiamo la vetrina antisfondamento e poi il Prix, da quello che ho capito. Notte di tentati raid tra catene di Marghera lungo via Trieste e a Chirignago in via Miranese. 3 le attività prese di mira dei banditi che prima con un tombino, poi con un pezzo di cemento armato, forse scardinato dal marciapiede, hanno tentato i 3 assalti poco dopo l'alba di venerdì scorso. Lì c'è la pietra che hanno utilizzato per spaccare la vetrina, però prima di tentare di spaccarla hanno fatto questo lavoro qui perfettamente circolare, probabilmente utilizzando uno strumento specifico. Cioè, è questo che mi aveva colpito ieri quando ho visto la vetrina. La modalità è di persone che insomma sapevano cosa stavano facendo, è che a doppio antisfondamento, quindi non ci sono riusciti. Per la farmacia si tratta del secondo raid nell'arco dell'ultimo anno. Sì, è la seconda in 2 anni, è già successo l'anno scorso, la stessa cosa abbastanza simile. A sventare le incursioni i vetri antisfondamento sia della farmacia che del primo negozio assaltato, quello cioè che vende capsule di caffè in via Trieste, ma la vera sentinella che ha dato l'allarme perché svegliata dai forti boati dei colpi sulle vetrate è stata una residente. È stata la nostra vicina, che è già la seconda volta, che è una persona meravigliosa, è stata svegliata e ha chiamato immediatamente la polizia. La stessa residente che con grande senso di responsabilità anche nel 2023, sempre chiamando la polizia, aveva permesso di impedire ai banditi il precedente colpo. Solo che la scorsa volta non è stata fermata la persona che insomma colpevole, mentre questa volta per fortuna la polizia è riuscita a prendere i malviventi.
I 3 malviventi colti dei poliziotti in flagranza di reato e arrestati mentre tentavano il terzo assalto al vicino supermercato sono stati subito processati per direttissima. Si tratta di 3 veneti, un 20enne di Campo San Piero, ora in carcere, visti i precedenti a suo carico, un 19enne di Chirignago ai domiciliari e un 31enne di Spinea già a piede libero. Quello delle spaccate è un fenomeno molto grave, peraltro anche per i danni che subiscono i negozianti e i commercianti, che sono esasperati. C'è un altro poi fronte, quello dei furti in casa, ancora più inquietante in questo caso, perché si rischia che si trasformino da furti a vere e proprie rapine. Per l'incolumità dunque a rischio degli inquilini, delle vittime. Abbiamo raccontato di tanti episodi, l'ultimo l'abbiamo raccontato ieri a Loria, ancora più inquietante perché i residenti, una coppia, si è trovata di fronte proprio ai ladri e il marito della donna che ha subito il furto è riuscito a strappare una parte della refurtiva, rischiando però la colluttazione. La loro paura nell'intervista che vediamo nel servizio. Non abbiamo dormito nonostante abbiamo preso un po' di calmanti. Io pensavo solo alla nostra salute. L'ennesima vittima di furti, con la voce ancora rotta dallo shock, racconta così gli istanti durante i quali con il marito si è trovata faccia a faccia con 2 malviventi nella loro abitazione a Loria. La coppia è rientrata dopo alcune commissioni intorno alle 18:30, nota la porta aperta e la luce accesa. Pensa subito che si tratti del figlio e inizia a chiamarlo. Abbiamo chiamato ancora nostro figlio e abbiamo visto una pila, una torcia puntarci contro il viso e lì non abbiamo subito realizzato cosa fosse successo. E poi mio marito ha iniziato a dire: cosa fate qui? E lì ho visto un fuggi. Le uniche parole che loro hanno detto in casa, sono ancora agitata sinceramente perché rivivo quei momenti. Calmi, facciamo niente, calmi, facciamo niente. I ladri tentano di uscire da una finestra sul retro, ma la trovano bloccata. A quel punto tornano sui loro passi. Sono tornati nella porta di entrata che io ero lì. Cioè vi sono passati a fianco? Ci sono passati vicino, mi hanno preso la borsa, gliel'ha strappata di mano, mio marito è riuscito a salvare la borsa. Spariti un bracciale e un orologio che la sessantenne aveva regalato al marito, la fede appartenuta al padre del padrone di casa e una sua medaglia Avis. Ricordi persi per sempre, ma la cosa importante è che non ci abbiano fatto male, racconta ancora la vittima. Io ho visto che avevano un cacciavite molto lungo in mano e lì si realizza sempre dopo che le cose sono andate per la nostra salute nel modo migliore. Abbiamo le gambe che ci tremano entrambi. Il governo deve fare qualcosa come leggi più severe, pene più severe, non prenderli e poi rilasciarli. Vogliamo solo essere più tutelati in Italia su queste cose che accadono quotidianamente. Un appello simile a quello lanciato dai nostri microfoni al ministro Nordio anche da Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che martedì 20 febbraio alle 20:30 per la prima volta a Treviso incontrerà i cittadini per una serata informativa. Lasciamo i furti, le rapine, questi episodi inquietanti. C'è la nebbia che imperversa, macchia di leopardo nella nostra regione, in alcune zone, non c'è in altre, è molto fitta. Una delle zone colpite e che sta creando disagio ormai da giorni è quella del Veronese. Guardate queste immagini eloquenti della webcam dell'auto Brennero di questa mattina. Ancora una chiusura sull'auto Brennero, è il terzo giorno consecutivo. Dalle 6:46 è stata disposta la chiusura del tratto stradale tra l'allacciamento della A4 Milano-Venezia e l'allacciamento della A1 in entrambe le carreggiate. Anche ieri e l'altro ieri era stata adottata una misura analoga a causa dei banchi di nebbia comparsi in zona e che avevano, l'abbiamo raccontato ieri, determinato anche diversi incidenti. Chiusi sempre a causa della scarsa visibilità da poco dopo le 7 lo svincolo in entrata della stazione di Carpi in entrambe le carreggiate. Ovviamente l'auto Brennero sarà riaperta in quel tratto quando ci sarà la visibilità
per poter correre. Avete visto la situazione questa mattina era molto critica. Ancora la cronaca, la polizia di Padova ha arrestato in un albergo della città un uomo che ha malmenato la propria compagna incinta. Protagonista della vicenda è un 35enne veneziano che prima ha detto di aver avuto un alterco con la donna, ma gli agenti hanno poi visto la vittima in evidente stato confusionale e in lacrime, e ha riferito di essere stata aggredita e malmenata dal suo compagno. L'uomo successivamente è stato rilasciato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il contestuale divieto di avvicinamento alla compagna appunto incinta. Ancora botte, ma questa volta è la denuncia di un noto avvocato di Mestre costretto alle cure del pronto soccorso dopo essere stato aggredito, pensate, da un rider esagitato, e sarebbe il secondo caso in appena 2 settimane. Aggredito, preso a pugni in faccia con spintoni e parolacce dal rider che gli ha pure strappato la maglietta, tanta inaudita violenza perché il rider non voleva consegnare le pizze al primo piano, peraltro come da ordine già precedentemente pagato con l'app Gestit. Vittima l'avvocato mestrino Matteo D'Angelo che, soprassedendo alle furiose ire del rider, pur essendo sceso al pian terreno ed essersi difeso, ha rimediato 10 giorni di prognosi. È accaduta a Mestre la sera di San Valentino, con il legale costretto a chiamare la polizia per ben 2 volte e ora costretto a portare il collare cervicale, come da diagnosi del medico del pronto soccorso, visti i diversi politraumi accertati, tra cui anche quello allo zigomo, al labbro, con edemi all'orecchio. Cercava proprio lo scontro fin dalla polemica iniziale, ma non pensavo potesse sfociare in tutto ciò, racconta l'avvocato raggiunto al telefono. Oggi preferisce restare a casa con i suoi figli. Sono terrorizzati e impauriti, dice. È andata bene, perché fortunatamente ho corporatura che resiste. Aggiunge raccontando di come, subito dopo l'aggressione, il rider si sia ripresentato sotto casa per attaccarsi al campanello, suonare e insultare tutta la famiglia all'impazzata. Episodio denunciato anche a Justit, che di tutta risposta ha inviato una lettera di scuse all'Acqua di Rose. Stando ai medici del pronto soccorso si tratterebbe del secondo episodio a Mestre nell'arco di una settimana. Il rider violento potrebbe essere lo stesso e quindi sarebbe pure seriale. C'è un altro caso inquietante nel veneziano, la polizia postale che sta indagando sulla chat con contenuti pedopornografici in cui si sono ritrovati senza saperlo decine di ragazzi della scuola media di Martellago. Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere. Complice l'importazione dei contatti in rubrica nella chat, ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori, che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Abbiamo già parlato con i ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma di riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi, perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni, perché poi si chiedevano ma tu di dove sei, però di questo non ho certezza. È un fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato di fatti, io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro erano stati avvertiti da altri genitori che avevano già sporto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori, e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno con i figli, perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti.
sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte le nostre raccomandazioni vengono disattese. Da Martellago a Susegana lo sdegno per la scomparsa di scritte inneggianti a Vladimir Putin sulla facciata di una storica chiesa e altri muri del paese. Il sindaco dice no ai fanatismi. A distanza di poche ore dall'annuncio della morte in un carcere siberiano di Alexei Navalny, principale oppositore di Vladimir Putin, sulla facciata della chiesa dell'Annunciata, Collalto, all'ex concessionaria Brinobete, su un muro vicino a un supermercato, sono apparse delle scritte inneggianti proprio al presidente russo. Parole tracciate con la vernice rossa, probabilmente nella notte. Duro il commento del sindaco Gianni Montesel, che condanna l'atto in sé, ma anche quella che considera una profanazione di una chiesa. I commenti si sprecano ormai, perché siamo alla caccia agli autori, ma è difficile fare, se non esecrare, che si vada a imbrattare, non con la vernice, con il pomodoro, no? Come nei monumenti delle nostre grandi città, no? Si vada a turbare l'equilibrio di una chiesa che è nella memoria collettiva di Susegana, no, con scritte di quel tipo, insomma, sto viva Putin. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso, conferma il sindaco. Quella è una zona che per arrivare là si passa su una serie di incroci che sono tutti videosorvegliati, insomma. Rimane il profondo sdegno per l'appoggio al leader russo dopo la notizia dell'improvvisa, sospetta morte di Navalny. Sono fanatismi da contenere assolutamente, perché ognuno deve vendere la propria verità, ma nessuno ce l'ha. Difficile comprenderlo, insomma, è difficile comprenderlo se non sta gente che circola, che sicuramente deve avere una finalità politica, perché altro non può avere, insomma, non è una goliardata quella. Da Susegana a Casella d'Asolo, che ieri ha vissuto un momento di profonda commozione, tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Adel, il 18enne morto improvvisamente per un malore in casa lunedì. Adel, oggi, in questa bella giornata di sole, ci saluta con un arrivederci in cielo. Tantissima gente presente nella chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per l'ultimo saluto ad Adel Alvarez Hernandez, il ragazzo di 18 anni morto lunedì mattina dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era nella cucina di casa sua. Una bara in legno chiaro, cosparsa di rose bianche, pure, come lo aveva definito il papà, un'anima pura. Tutti hanno ricordato il suo sorriso, la sua bontà d'animo, il suo amore per la vita, una vita che non terminerà con la sua scomparsa, perché i genitori di questo giovane, il cui decesso ha colto l'intera comunità all'improvviso, hanno concesso la donazione degli organi, così come avrebbe voluto lui. C'erano tutti i suoi compagni di scuola, il CFP di Fonte, gli insegnanti che lo hanno voluto ricordare. Le sue discussioni con i prof, le sue battute, il suo sorriso, che hanno rallegrato le nostre giornate, possano restare nel nostro cuore, nelle nostre orecchie, per sostenerci. Una chiesa che vive per la seconda volta in pochi giorni l'enorme dolore, inimmaginabile, di due genitori che perdono un figlio, fratelli e sorelle che perdono un fratello. Solo lo scorso 5 febbraio la comunità di Casella aveva salutato Timothy Dal Bello, il 17enne, morto in un incidente stradale a pochi chilometri da casa. E proprio oggi, in chiesa, c'era anche il papà di Timothy, stretto nell'anima alla madre e al padre di Adel. Adel che lascia sì un grande vuoto, ma soprattutto la gioia di averlo conosciuto. Adel, grazie. Grazie per ricordarci la più dura lezione che la vita ci dà e che spesso dimentichiamo. Il nostro tempo è ora, è oggi, e dobbiamo usarlo per creare ricordi felici con i nostri cari. E anche se ora sei perduto, non sarai mai dimenticato. Si continua a parlare a livello nazionale della strage, ovviamente, della Esselunga, il cantiere, lo vediamo su Repubblica, il crollo del cantiere Esselunga di Firenze, le testimonianze anche di chi si è salvato per miracolo non andando a lavoro in quella
mattinata tragica a Firenze. Ecco, vediamo, sono salvo per bonifiche, sotto quelle travi potevo esserci anch'io. C'è un'inchiesta ovviamente in corso, peraltro uno dei sopravvissuti al crollo è un operaio romeno che ha vissuto per un certo periodo anche a Castelfranco, una tragedia che ha riportato ieri mattina in piazza l'associazione Mattia Battistetti davanti alla prefettura. Facciamo rumore! Siamo vicini a tutta la famiglia, a tutti i familiari, a tutte le persone, amiche, vicini di quelle persone che purtroppo come Mattia hanno perso la vita sul lavoro ieri a Firenze, ma tutti quelli che ogni giorno perdono, perché ce ne sono tantissimi che purtroppo ancora ogni giorno muoiono sul lavoro. Un dolore, quello della famiglia di Mattia Battistetti, che si rinnova ogni volta di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro, come è accaduto ieri a Firenze con il crollo in un cantiere di un centro commerciale. In piazzetta Aldomoro a Treviso, flash mob dell'associazione in ricordo del giovane 23enne morto schiacciato da un carico staccatosi da una gru a Montebelluna, per chiedere ancora una volta che queste tragedie non si ripetano più. Bisogna essere indignati, non dobbiamo far sì che questo diventi una normale cronaca che va di giorno in giorno e che ci trova quasi in una situazione di abitudine. Non ci dobbiamo fare nessuna abitudine, c'è molta rabbia, c'è la richiesta base di poter uscire vivi dal luogo di lavoro, insomma. L'associazione porta avanti la battaglia perché venga riconosciuto il reato di omicidio sul lavoro. Che non sia un semplice omicidio colposo, è una misura deterrente, noi riteniamo, così come sarebbero deterrenti le sanzioni che non vengono comminate. Sarebbero deterrenti i controlli che non vengono fatti dati sottorganici degli enti ispettivi. Noi siamo qui a fare una battaglia in primo luogo perché queste cose non succedano più. Intanto lunedì 26 febbraio in Tribunale Treviso nuova udienza del processo per la morte di Mattia, fuori dal Palazzo di Giustizia il consueto sit-in dell'associazione. Ci troveremo tutti insieme lunedì 26 febbraio alle ore 8:30 davanti al Tribunale di Treviso, dove saremo tutti uniti per chiedere giustizia per Mattia. E di sicurezza sul lavoro si è parlato 2 mattine fa al Cinema Manzoni di Paese, uno spettacolo per sensibilizzare sul tema, presenti anche studenti. Mi hanno messo in ambulanza, poi anche lì ho dei momenti che non ricordo perfettamente, so quello che dicevo in continuazione, datemi qualcosa per il dolore. Al Cinema Manzoni di Paese la sicurezza è andata in scena con una rappresentazione teatrale che affronta in modo inusuale la tematica della tutela sui luoghi di lavoro. Una necessità secondo la CGIL dati i numeri della provincia di Treviso. Nel 2023 17 i decessi e più di 13.000 infortuni denunciati. Tra i partecipanti con la compagnia di Ocio anche Flavio Frigè. Io avevo solamente 17 anni e lavoravo come apprendista fabromeccanico, sono salito un lunedì del 1981, sono salito su una struttura metallica e lì con una sbarra di ferro purtroppo ho sfiorato inavvertitamente dei fili dell'alta tensione, c'erano 20.000 volt di corrente che mi hanno praticamente bruciato il corpo. Le conseguenze, dopo 3 mesi di lavoro io ne sono uscito con l'amputazione bilaterale di gamba, tutte e 2 le gambe amputate, il braccio sinistro amputato e la mano destra compromessa nella sua funzionalità. Racconto la mia tragedia però in un modo diciamo sempre positivo. Insieme a Flavio anche Bruzio Bisignano, che condividendo la sua esperienza in aziende ad alto rischio ha portato sul palco uno spettacolo avvalendosi di dati, informazioni e statistiche. A chiudere le 2 ore di intrattenimento formativo il duo comico Trigeminus, che ha raccontato in chiave tragicomica uno spaccato di molte aziende del territorio. Come non si direbbe? Mamma mia che paura! Come mai non indossa le protezioni lei? Presenti alla rappresentazione anche i ragazzi della scuola edile di Treviso. Fare formazione in questo modo, cioè suscitando molto e sviluppando un po' la parte emozionale, emotiva, come abbiamo visto grazie a degli interventi molto forti, sicuramente ha un impatto diverso rispetto a una lezione frontale. A scuola si fa sempre prevenzione ed è una sorta di palestra, di allenamento per poi la vita vera. Le norme ci sono, devono essere applicate, devono essere sorvegliate, ci deve essere molta più consapevolezza. Molto spesso le responsabilità rimangono impunite o poco punite.
Adesso andiamo sul litorale a Jesolo. Le nuove concessioni balneari fanno scoppiare una guerra legale. In attesa della nuova stagione, sulle spiagge di Jesolo tira aria di bufera. Il SIB, Sindacato Italiano Balneari, ha annunciato che agirà anche in sede giudiziaria per l'annullamento della gara di concessioni balneari, una gara definita illegittima e dannosa. Il SIB ritiene sbagliata e azzardata la messa a gara di concessioni demaniali in assenza di una regolamentazione nazionale, senza un'adeguata tutela dei concessionari attualmente operanti e in aperta violazione di una legge che la vieta. Quello che non capiamo è come siano stati valutati appunto i parametri, soprattutto della storicità e della professionalità dei gestori e dei concessionari uscenti. Sostenuto da Lega Forza Italia e altre due liste civiche, Renato Martin era candidato sindaco nelle ultime comunali vinte da Christopher De Zotti, anche lui imprenditore nel ramo turistico, alla testa di una coalizione capitanata da Fratelli d'Italia. Renato Martin ha partecipato alla gara con una società che fa riferimento ai consorzi Casabianca, Bafile e Augustus. La nostra era una società che aveva proposto questa domanda di concessione con una finalità non di lucro, ma appunto di reinvestimento di tutto quello che naturalmente era l'introito, garantendo una prosecuzione di quello che era la qualità del servizio, la storicità. Il sindacato dei balneari definisce sconcertante il coinvolgimento del suo rappresentante territoriale, il presidente di Union Mare Veneto Alessandro Berton, in stridente contrasto con la linea del SIB nazionale. Tra chi oggi esprime preoccupazione c'è anche Cristian Rampazzo, titolare dell'unica azienda di produzioni balneari ad alto contenuto tecnologico nel territorio di Jesolo. Al tempo del Covid creò un protocollo di sanificazione certificato. I concessionari entranti non so da dove si approvvigioneranno e ci auguriamo che quanto prima, perché siamo già a febbraio inoltrato, si possa partire con il lavoro, con la produzione, perché sono costretto altrimenti a mettere in cassa integrazione il personale e quindi sono molto preoccupato. Dunque si profila una vera e propria guerra, o meglio una guerra c'è già lungo le spiagge, la preoccupazione di Rampazzo, ma c'è anche un'altra preoccupazione sul settore economico, quello della pesca. Dopo il fermo pesca per il granchio blu di 14 cooperative sul delta del Po a Chioggia è forte appunto la preoccupazione per l'ipotesi di colonizzazione lungo le battigie del mare. Il granchio blu, considerata la sua grande capacità di adattamento ai nuovi ambienti, potrebbe presto colonizzare anche le battigie del nostro mare. Il grave allarme lanciato dal consigliere regionale Chioggiotto Marco Dolfin. Figuriamoci se la presenza del granchio blu possa insistere anche sulle nostre battigie, diventerebbe veramente un disastro. Dunque il problema della pesca si può anche ripercuotere con la presenza anche del granchio blu e nel periodo estivo. Motiva le ragioni della sua preoccupazione. Perché l'adattamento del granchio blu ultimamente dimostra veramente una possibilità di, diciamo così, di presenza sempre più costante e continua. Dunque, non per volermi ripetere, ma il rischio è che veramente da un problema che riguarda la pesca si ripercuoti anche su un problema del turismo e sarebbe una ricaduta veramente pessima per l'intera regione. Il granchio blu potrebbe dunque diventare anche un problema sul fronte turistico e come ricaduta sulla balneazione veneta. Abbiamo l'industria del turismo nel nostro Veneto parla di 72 milioni di presenze, di cui 32.000 va sulla balneazione, sulle realtà del nostro litorale. Da Chioggia la forte preoccupazione dopo i primi stop alla pesca di vongole sul delta del Po, nella vicina Porto Tolle, vista l'invasione di granchio blu risvegliatosi a causa dell'innalzamento delle temperature marine. Fermo pesca che si traduce con lo stop al lavoro per 14 cooperative, vale a dire un esercito di quasi 1.500 famiglie a casa. Adesso pochi istanti di pubblicità, ripartiamo con i nostri ospiti e ci concentreremo su Treviso e sulla politica, fra poco. Il confronto sul Park Vittoria ai 300 con PD e Treviso Civica a contestare a suon di cartelli la giunta e Mario Conte che restituisce a Giorgio De Nardi un volantino polemico salvo vederselo poi tirare dietro.
Al di là del progetto del parco interrato, il confronto tra le parti è sulla stessa idea di città anche in seno alla maggioranza. Non penso che in futuro Treviso diventerà una città pedonalizzata, non lo è mai stata, non lo sarà mai, non ci saranno. Ma è il tema del parco a tenere banco. In questi giorni ho raccolto tantissime domande, tantissimi dubbi, tantissime inquietudini, preoccupazioni, terrore da parte di alcune persone. Sì, terrore. E giù una sfilza di 20 interrogativi, di 20 perché. È l'assessore alla mobilità De Checchi a rispondere ripercorrendo le tappe tecniche del progetto, anche se dal PD si prospettano azioni legali. L'amministrazione non si smuove, pena doverne rispondere alla Corte dei Conti. Ma dove pensate di essere? Dove pensate di essere? In che mondo pensate di vivere? In un mondo che sia completamente avulso dalle regole, completamente avulso dalla norma. Io ho una gara aggiudicata. Parco Vittoria, l'idea politica è quella di andare avanti, attendiamo l'analisi tecnica della sovrintendenza, degli archeologi e di coloro che ci devono dare tutte le garanzie. Non vedo particolari problemi, capisco coloro che hanno sottoscritto, coloro che non sono d'accordo, coloro che si lamentano, io sono disponibile al dialogo. Unico della maggioranza ad appoggiare l'intervento, Rocco di Azione. 430 persone che entrano da Largo De Gasperi può iniziare a essere una visione di città pedonalizzata. Di ben altro avviso il resto delle opposizioni determinate a dare battaglia. Il Comune si sta impiccando a un progetto che ci ipoteca il futuro nostro e dei nostri figli per 60 anni e non sappiamo quanto ci costerà. Cosa si può fare ancora? Ma fare ancora mobilitare la cittadinanza per far capire a questa amministrazione che il progetto del Parco Vittoria è un progetto vecchio, condanna le future generazioni per 60 anni a un progetto enorme e non sostenibile. Allora rieccoci in diretta, ripartiamo da qui con i nostri ospiti, li saluto e li ringrazio. Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buona domenica. Buona domenica a voi. E Cristian Schiavon, capogruppo della Lega, sempre ovviamente in Consiglio Comunale, buona domenica. Buongiorno a tutti e grazie. Allora, intanto vi chiedo, ma era da quanto tempo non c'era un consiglio così frizzante a Casugana? Dai tempi di Padre Mario, quando ho coniato questo termine che aveva fatto un po' ridere. È stato un po' particolare. L'abbiamo visto in diretta, peraltro, alcuni spezzoni che ovviamente per questioni di tempo non c'erano. Allora, io vorrei ripartire da qui con i nostri ospiti, partendo da Antonella Tocchetto, perché in diretta abbiamo sentito proprio uno dei suoi il suo intervento e mi interessa capire, approfondire un elemento. Adesso entriamo nel merito. Lei ha parlato di possibili eventuali azioni legali. In che senso? Allora, premesso che io sono contraria dal 2008, quindi non lo sono da ieri, sono stata contattata appena è emerso il progetto da alcuni residenti. Non posso fare i nomi perché mi hanno chiesto proprio il segreto professionale e quindi siccome io non mi occupo, diciamo, di diritto amministrativo né contrattuale, li ho messi in contatto con dei colleghi che stimo molto, che non sono di Treviso ma di Padova, i quali stanno vagliando tutta una serie di situazioni giuridiche. Le due criticità prevalenti sono il fatto che appunto attendiamo un atto amministrativo e quello potrebbe essere impugnato, ma la vera natura delle questioni è che questa è una gara d'appalto del 2008 vinta a 15 milioni di euro, la gara d'appalto di adesso non è stata fatta, è completamente diversa, sono cambiate le condizioni contrattuali. Ad avviso dei legali sicuramente la necessità di una nuova gara d'appalto sarebbe primaria. In seconda fase c'è anche la possibilità di un'azione civile perché alcuni residenti sono convintissimi del fatto che ci possano essere dei problemi della staticità dei loro immobili che si affacciano sulla piazza e quindi si sta valutando anche questa ipotesi. Allora, siccome è bene dirlo ai telespettatori, le azioni giuridiche non sono azioni sempre molto facili, anzi il diritto è complesso e non si risolve con una battuta o con internet. C'è appunto un pool di avvocati che sta lavorando, sta pensando
e sta ipotizzando le azioni legali che appena verrà concluso, diciamo così, l'iter che il Comune sta facendo, saranno le prime azioni che partiranno. Al di là della protesta, è sacrosanta, che è l'unico mezzo che noi possiamo fare, sicuramente le azioni legali possono essere il vero vulnus che cambia, come dire, e blocca il progetto che noi non vogliamo. Ieri, concludo, abbiamo raccolto 4.000 firme. Abbiamo visto anche questo ieri. Schiavo. Io non entro nel merito giuridico, insomma, del tema trattato da Antonella adesso. Io entro nel merito oggettivo. Insomma, ci sono pareri di ingegneri, ci sono tutta una serie di pareri dove già nel 2008 il sito era quello di Par Vittoria, quindi c'era uno studio. Oggi c'è un altrettanto studio con anche l'impresa Carron, che nel quotidiani di oggi dà garanzie, quindi io scindo un attimo l'aspetto legale dall'aspetto tecnico. Insomma, io non vedo grandi problemi, mi affido anche al sapere di professionisti, di ingegneri, ma anche di chi fa delle belle arti, insomma, che si arriva a dare l'ok in Piazza Vittoria e non al Patinodromo, insomma, qualche studio e qualche competenza ce l'avrà. Mi sembra un po' una presa di posizione, tutto sommato ridicola, anche perché fino a qualche anno fa, insomma, lo stesso contratto, adesso io legalmente non faccio l'avvocato, però da Piazza Vittoria l'amministrazione Manilda lo sposta al Patinodromo. Oggi abbiamo il divieto di costruire al Patinodromo, quindi si torna all'origine. Ripeto, non sono un esperto, ma penso che la procedura adottata dall'amministrazione sia corretta. Se poi qualcuno impugnerà o perseguirà una battaglia legale, insomma, saranno i legali ad approfondire e andare avanti. Insomma, detto comunque, secondo me è un progetto di un'ottima validità, può piacere o non piacere, sicuramente ai residenti del luogo può piacere meno, perché sicuramente andranno incontro a qualche periodo di disagio. Però io guardo avanti, cerco di guardare a un progetto che mi dona una piazza e ha un beneficio non indifferente, insomma. Il punto è, perché poi l'opposizione su questo non è d'accordo, toglie il traffico a Treviso o non lo toglie? Oggi sul Gazzettino un articolo di Paolo Calino, un'intervista a Mario Conte, che dice: la mia visione è questa, ci saranno 6 nuove aree di sosta, la ZTL verrà ampliata e questo parcheggio ci serve proprio a questo, a spostare le auto lì ed evitare le ricerche di parcheggio in centro. Quindi è questa la visione? Secondo me sì, è una visione che... Allora mi viene da sorridere, perché quando mi si viene a dire, dopo rispondo alla domanda, che quel cantiere porterà disagi, io vorrei sapere se il cantiere al Patinodromo, sito individuato dall'amministrazione Manildo, che è dalla parte opposta della città, non porta traffico. Cioè gli stessi camion che arrivano per fare i lavori saranno da una parte o dall'altra. Poi nel PUT, la zona più drammatica, secondo me, è da Porta San Tommaso alla Curva del Merlo, per ovvi motivi scolastici. Certo che, adesso torno alla domanda, certo che arriverà a risolvere un problema di traffico, perché per chi ha presente adesso dall'INPS, avremo un'entrata e un'uscita direttamente in Piazza Vittoria, dove chi andrà a parcheggiare in quel parcheggio entrerà e uscirà direttamente dal PUT, evitando via Roma. Avremo una piazza con del verde, quindi è un traffico limitato. Oggi il sindaco nel Gazzettino ha cominciato a portare avanti un piano, ed è il piano dell'amministrazione, perché se io voglio pedonalizzare devo dare gli strumenti a chi lavora e a chi vive a Treviso di poter parcheggiare, di poter muoversi in tranquillità. Questo è uno dei primi, secondo me, interventi epocali a Treviso, assieme a tutti gli altri in quel quadrante, che porteranno a chiudere, insomma, è volere dell'amministrazione arrivare a chiudere la città, ma questo va proporzionato agli interventi e alle opere di miglioria urbanistica e viaria dell'intera città, non solo di un quartiere.
Tocchetto. Allora, sulla pedonalizzazione noi siamo fortemente a favore, era anche nel nostro programma elettorale, e che ne dica Bertolazzi della maggioranza che dice Treviso non sarà mai pedonalizzata. Questa è una cosa sulla quale invece noi siamo molto d'accordo, e se portasse un piano in Consiglio Comunale noi lo voteremo. Ma la questione del Parco Vittoria è una questione che non si fa un parcheggio sottoterra di 3 piani, sopra praticamente dove c'è una falda. In più, ultimamente, i parcheggi sotto le piazze, diciamo così, non si usano neanche più, non vanno più di moda, perché c'è anche un problema che se arriveranno molte auto elettriche, le auto elettriche sotto possono, in alcuni casi sono pure vietate, per cui va in contrasto con un piano, diciamo così, delle auto del futuro, che non saranno più a benzina o a diesel, ma che probabilmente l'elettrico sarà sempre più espansivo, diciamo così, e la gente lo utilizzerà sempre di più. Pertanto noi abbiamo proposto che ci sono 2 aree vicinissime, una è l'ex Siamic, che tra l'altro a breve se ne andranno via, e dove ci sono adesso le officine si potrebbe fare un silos. Abbiamo parlato anche con i proprietari e sarebbero d'accordo, ed è praticamente a 30 metri da dove lo vogliono fare. Oppure quello dell'ex post vicino alla stazione, visto che fanno la stazione nuova, lì si potrebbe tranquillamente fare un altro silos. Poi, siccome la distanza è veramente minima, allora se vengono tolte tutte le macchine, perché vanno in queste 2 aree che noi abbiamo chiaramente individuato, che sono molto meno invasive di fare il Parco della Vittoria. Sul Parco della Vittoria siamo d'accordissimo, gli facciamo un bel parco di verde, io sarei la prima ad essere d'accordo. E quindi se poi si arriva alla pedonalizzazione della città, che anche noi avremmo fatto e avevamo nel nostro programma elettorale, su questo ci trova assolutamente d'accordo. Quindi noi vogliamo che non venga fatto quel park in quel posto, perché è costoso, è molto, come dire, anche costoso di gestione nel corso dei tempi, vincola per 60 anni, ha costi molto alti, perché 2,50 € comunque sono tanti soldi, mentre se noi facciamo il silos a 20 metri, il costo dell'auto sarebbe €1 all'ora e saremmo tutti felici e contenti. Perché non vogliono tornare indietro? Certamente hanno una visione di portare avanti questo park, però hanno, come dire, la vecchia Liga Veneta che è contraria, perché il buon sindaco Gobbo all'epoca cercò lui di sventarlo nel 2008, anche se aveva Gentilini che magari era d'accordo. Quindi anche una parte della Lega non è d'accordo di fare là. E vi do anche questa notizia: ieri tra i tanti che sono venuti a firmare, ripeto, abbiamo raggiunto più di 4.000 firme, c'erano anche loro elettori leghisti che non sono d'accordo su questo progetto. Quindi è sicuramente una decisione molto divisiva, che sta dividendo la città, ma la sta dividendo in maniera, come dire, anche aspra. E chiudo che se fossero così democratici, noi abbiamo proposto il referendum. È vero che non c'è il regolamento, ma il regolamento lo possono fare in 3 giorni, perché ormai è già tutto pronto e c'era già una bozza di regolamento che il centrosinistra aveva fatto. Quindi perché non facciamo un referendum sulla città? Io lo rilancio, si può fare veramente in un mese e si può fare in qualsiasi modo, perché questo è proprio un progetto molto ma molto divisivo anche all'interno dei leghisti, e lo dice più di uno dei loro elettori. Schiavo. Ma è una visione, vabbè, secondo me molto elettorale, molto acchiappavoti in questo momento. No. Allora, detto che il parcheggio non costerà niente alla cittadinanza, se non il costo del parcheggio, perché se io vinco una concessione e me la gestisco per 60 anni, io non avrò né oneri né doveri, nel senso che la manutenzione sarà a cura di Parcheggi Italia. 2,50 €, sì Antonella, 2,50 € può essere tanto, ti invito però a uscire da Treviso e andare a vedere quanto costa Padova, Mestre, Aeroporto di Tessera, Bologna, Milano. Insomma, io ho la fortuna o la sfortuna di girare e guardo fuori. Poi neanche i parigini erano contrari all'Arco di Trionfo e alla via per gli onori di Napoleone. Oggi è una delle attrazioni della città. Quindi bisogna avere una visione futura. Potrei essere d'accordo con te su una cosa, però non è la Lega, il PD, Cristian, Antonella. Il problema delle macchine potrebbe essere le macchine elettriche, su questo ti seguo.
È un problema che qualcuno ci deve anche risolvere, perché non è che ci possono fare una transizione e poi domani cambiano le regole. Già ci stanno imponendo chissà quali sacrifici, ma io non accetto di sentirmi dire il parcheggio per le auto elettriche. Ad oggi c'è un contratto, lo sai meglio di me, in qualità di avvocato, da rispettare. Non l'avete tolto voi, non possiamo toglierlo noi, lo ha detto tranquillamente anche l'assessore De Checchi, c'è una penale, non si può andare a comprare un immobile, vedi ex poste, insomma, o il magazzino delle poste, e poi darlo direttamente, ci vuole una gara, come non si può andare a chiudere un parcheggio o un contratto, vedi Piazza Vittoria, per portare tutto alla Siamic, che è una società privata. Quindi voglio dire, ci sono dei rapporti di trasparenza e legislativi da rispettare. Non è semplice dire faccio così, perché mi verrebbe da dire io non l'ho mai fatto e mi conosci, perché non l'avete fatto voi? No, noi avevamo spostato, l'avevamo chiuso e avevamo spostato per fare volevate fare un parcheggio interrato lungo il PUT, volevate fare un parcheggio interrato lungo il PUT, dove anche lì ci sono falde a non finire perché c'è un fiume. Scusami, da una parte c'è una falda e dall'altra c'è proprio il fiume che costeggia. Poi il multipiano al Cantarane, che mi va anche a deturpare una visuale di una bellissima biblioteca, insomma, quindi voglio dire, ci sono delle crepe tra noi e voi sull'opportunità c'è una differenza di posizione. Però secondo me insomma, il parcheggio sta a 20-25 metri dai palazzi. Ripeto, posso capire chi abita là, la preoccupazione, ma se ci sono delle garanzie tecniche di professionisti e di chi studia la materia, io penso che fra 5 anni, quando non ci saranno più macchine a raso, ma ci sarà un bellissimo parcheggio, un bellissimo spazio verde al di sopra, al posto del parcheggio, la città, i cittadini stessi ne saranno contenti e la città avrà un'attrazione in più per essere visitata e darà sicuramente un servizio in più. Insomma. Posso fare una battuta? Allora, siccome governavamo insieme quando è stata fatta la legge Cartabia praticamente non solo ha prevalentemente tolto tutte le udienze, ma ha anche portato all'esasperazione, lo sottolineo, qualche collega che mi sentirà adesso probabilmente lo sottoscriverà, alla esasperazione degli accordi tra le parti. Ora si fa accordi tra le parti per tutto, noi giudici ormai non li vediamo neanche più, quindi rivedere un contratto, rivedere una penale anche con la Corte dei Conti, come dire, è materia sicuramente di avvocati, ma è facilmente superabile se si può trovare una soluzione giuridica. Quindi quello che lui dice è relativamente, non esiste nel nostro diritto, proprio perché è così complesso, che non si può rimettere in discussione qualsiasi contratto, anche un contratto abbastanza, come dire, severo come questo, che però è del 2008 e sono cambiate tante di quelle norme dal 2008 ad adesso, dopo 20 anni, quasi 20 anni, che voglio dire, potremmo fare di tutto. Ripeto, non è materia mia la giurisprudenza, quindi lascio a te e a tutti gli avvocati, insomma, a chi fa legge il contendere sul contratto o meno. Io adesso mi fermo, ho una possibilità di un qualcosa di migliore per la città di Treviso, che secondo me lo può essere tranquillamente. Però vedo che abbiamo visioni diverse, perché vabbè, però Antonella, ti faccio un esempio. Quindi se ti compri l'auto elettrica, l'hai detto tu che non si può mettere là dentro? Può darsi che tu abbia ragione quindi già su no le auto elettriche. Ma allora, perfetto. Metteremo solo le diesel che non esisteranno più. Le macchine elettriche dove le mettiamo, scusami? Ma dove le mettiamo? Le possono mettere solo fuori? Ovunque. Il problema sarà ovunque, perché può prendere fuoco a -1 o che a peraltro se si prende fuoco l'auto elettrica non la spegni, lo dicono i tecnici. Perfetto, ma questo è un problema mio e tuo? No, nel senso, stiamo andando verso una transizione. Se ci sono dei problemi sulla transizione, è bene che qualcuno ce lo dica. È bene che qualcuno dica attenzione, le macchine elettriche non possono essere parcheggiate sottoterra, perché, cara Antonella, a Bologna, in piazza 8 agosto, città che tu conosci benissimo, ho parcheggiato 3 settimane fa, ci sono le colonnine per la ricarica elettrica, quindi a Bologna va bene una cosa, a Treviso no? No, cara mia. A Firenze va bene una cosa, a Treviso no? A Milano va bene una cosa. Ma Treviso negli ultimi 3 mesi è piccolissima, non servono quei parcheggi. Allora,
Bolzano a è ridosso piccola, delle in mura. Walter Plaza c'hanno due Non è città d'acqua Bolzano. hanno falde anche tranquillamente là. Merano Fatelo alla uguale. Siamici, che è Allora, così Firenze, bello. Bologna non sono città d'acqua? Caspita, là riescono e noi non riusciamo. Venezia, È un progetto Mestre, vecchio, una zona vecchia. vabbè. No, il progetto, scusatemi, il progetto, tu mi puoi dire l'idea può essere vecchia, ma il progetto è nuovo perché quando inizieranno i lavori faranno il progetto nuovo, non diciamo sciocchezze. E allora Ho quindi sentito anche la delle gara sciocchezze in d'appalto Consiglio, cambia i termini ma ho legali della sentito questione. delle sciocchezze. Sarà da discuterne su questo. Sarà un problema per le donne andare a parcheggiare. E porca miseria. Beh, io non Scusami. vado sotto a parcheggiare perché ho paura di sera. Perfetto, però andare in un multipiano di 3 piani, andare al terzo piano, là va tutto bene. Beh, No, comunque cambia. è la luce del sole Come e va? all'aperto. Io preferisco Ah, l'aperto che il Vabbè, chiuso. ma la città è grande, uno può andare a parcheggiare da dove vuole. Allora, le volevo chiedere, quelli che vengono a firmare, qual è la preoccupazione maggiore? La questione ambientale, la durata del cantiere, gli eventuali disagi, i commercianti, cioè qual è la preoccupazione principale di chi viene a firmare? Sì, allora la principale sono sicuramente un parcheggio sottoterra di 3 piani, sopra una falda. Qualcuno ieri, più di qualcuno, ci ha detto che quando è stato fatto la Piani, che è ben lontano, ci sono state delle criticità di alcune anche della chiesa di San Nicolò, per cui il sottoterra della città è molto delicato, quindi hanno paura che quell'intervento così invasivo possa veramente mettere in difficoltà non solo gli edifici che sono sulla piazza, ma anche nelle zone limitrofe. Poi il costo e soprattutto la durata, cioè 60 anni affidato a una società esterna, cioè proprio la lunghezza contrattuale anche di questo tipo. Anche la lunghezza del cantiere? Poi tanti comunque ritengono che non abbia proprio senso farlo in quella piazza là, vorrebbero una piazza senza auto, ma convengono moltissimi di quelli che firmavano che proprio a pochissimi metri, cioè dietro alcuni palazzi, c'è la stazione, lì c'è una grande area vasta dove si possono mettere le macchine, non si capisce perché i cittadini di Treviso debbano per forza avere il monumento in piazza, al di là di quello che ha detto, cioè il parcheggio in piazza, al di là di quello che ha detto il nostro capogruppo come battuta di farlo in Piazza dei Signori. Qualcuno, proprio estremizzando questa cosa, dice vabbè, allora fatelo direttamente in Piazza dei Signori così si arriva con le auto sotto. Ecco, diciamo che molti ritengono che sia una città molto piccola, che come diceva il Bailo veramente non ha distanze e che si può tranquillamente fare i parcheggi fuori. Ecco, chiudo dicendo che moltissime, anche se oggi sull'articolo di Calia ho visto che Mario Conte invece dice che non è possibile, tanti dicono ma perché è l'unica città dove non ci sono dei bus navetta? Cioè anche i parcheggi Perché che non sono ritorno utilizzati, economico, non anche c'è i ritorno parcheggi come il economico, mamma Miani, mia. se ci fossero dei bus navetta tutti andrebbero a parcheggiare là. E invece in tutti questi anni il bus navetta non è mai stata un'opzione che questa città ha voluto, ed è per questo che io sono sempre stata molto critica con la MOM. Ma allora io o vivo in un altro mondo o, ripeto, questa è pura politica chiappa consenso e non c'è una visione. Ma sì, ma sì. Ma non è allora, vero. la città non vive dei cittadini entro le mura. O si ha una visione di un complesso molto più vasto, la città deve essere attrattiva. Il costo, ma quali costi abbiamo? L'ho detto prima. Uno può scegliere se parcheggiare lì a 2,50 € o andare a parcheggiare lungo le mura a €1, €1,50. Cioè, facciamo il parcheggio per i ricchi allora? Ma no, ma che c'entra il parcheggio per i ricchi? Allora se sono ricca spendo 2,50 all'ora, se sono poretto vado fuori dalle mura. Ma beh, insomma intanto mi quant'è la sembra... tariffa in Piazza Vittoria adesso? Beh, 1,80. Sono €2. 1,80. Bene, ti do un servizio al coperto, ti do un servizio. Poi, ripeto, è una concessione di 60 anni dove il Comune non spenderà nulla, ok? Quindi il vantaggio economico. Tra l'altro, cara Antonella, se non ho capito male a proposito di le giucole del contratto, con l'amministrazione precedente c'era un'imposizione ad aumentare tutti i prezzi dei parcheggi non solo attorno a Piazza Vittoria, ma bene in tutta la città. Noi siamo riusciti a tenere
in mano alla proprietà del comune la gestione delle tariffe in tutti i parcheggi. Quindi ma è una vecchia cosa, avete vinto voi, adesso è un'altra cosa. Mi hai detto parcheggiano i ricchi, noi abbiamo pensato anche a tenere i parcheggi a €1 in certe zone, ben differente da quello che stai dicendo. 0,80. Benissimo, €1, €1,20, nel tempo tutto aumenterà, ma rimarremo sempre in tariffe popolane. Mentre con il vostro arrivo tutte le tariffe sarebbero state riviste. Vabbè, queste sono questioni passate che allora, non mi sembra il caso di, di discutere. È passata, adesso noi diciamo sono troppo costosi, in centro non lo vogliamo, fate 2 silos alle porte della città. Non è costoso perché a noi non costa nulla, può costare €2,50 la sosta. Ti ripeto, è un servizio, tra l'altro nel può scegliere. Nel piano di mobilità che dovranno presentare dicono proprio che le criticità sono a nord della città dei parcheggi piuttosto che in centro o vicino alla stazione. Perfetto, perché ci sono delle dorsali che collegano paese. Ma perché non volete mettere dei minibus per la città? Allora, detto che io mi candido ufficialmente a presidente della MOM. Lo vorrei tanto fare perché ha un sacco di idee e non mi avete mai ascoltato. Mi verrebbe da dire che forse sono state provate ma non sono state utilizzate. Mi verrebbe da dire che lo spirito non solo di chi abita entro mura, ma di chi abita fuori mura non è quello di prendere gli autobus, perché se a domanda c'è offerta, è anche vero che a offerta c'è la domanda, scusami, ma se io non piglio l'autobus, che colpa ne abbiamo? Noi dobbiamo, non ci sono, degli autobus enormi che invadono la città e non passano neanche per le strade. Non diciamo sciocchezze di questo tipo. Neanche a New York passano quegli autobus. Ma neanche a Bologna ci sono le navette, non diciamo sciocchezze che è una città mettiamola a Treviso, ma perché dobbiamo copiare gli altri? Io voglio le navette nella città di Treviso. Come si pagano? Mi spiega? Spiegami come si pagano. Allora, la MOM fa meno, faccio una battuta, la MOM faccia meno immobiliarismo, azioni immobiliari e investa più sul pubblico. Allora, i bilanci di MOM sono pubblici, investa più sui mezzi, da tempo noi diciamo, deve investire di più sui mezzi ecologici, piccoli per una città medievale come Treviso. Hai visto che è un bilancio che sta in equilibrio, non è possibile oggi. La MOM è un servizio pubblico, deve dare servizi più che pensare ad avere immobili. Chi paga? Spiegami chi paga. Deve dare servizi più che dare immobili. A me non mi interessa che compri il cuor, io voglio che faccia. A me non mi interessa che compri il cuor, io voglio più. Bene, il cuor, scusami, si ripaga l'investimento in 15 anni. Io voglio più mezzi pubblici, non è possibile che se abito a Sant'Antonino non ho mezzi dopo le 8 di sera per arrivare a Sant'Antonino. Quanto costa l'affitto oggi alla Siami, ce l'hai detto tu prima, quanto costa per una stazione scadente? La MOM dia servizi pubblici e dia minibus. Riqualifica la città e fa rientrare a MOM l'investimento. Il problema è che o guardiamo avanti o stiamo fermi. No, io vorrei che la MOM guardasse molto avanti invece che guardare solamente ci vogliono risorse. Deve dare servizi pubblici la MOM. Visto che lo Stato negli anni, negli ultimi 30 anni, a San Paolo, altro che il parco, a San Paolo dopo le 7 di sera non posso prendere l'autobus perché non c'è. A Sant'Antonino dopo le 7 di sera io non arrivo con l'autobus. Mi volete spiegare com'è possibile questa situazione? Stiamo sperimentando il servizio a chiamata. Sì, a chiamata. Bene. Il 90enne si mette a fare il servizio a chiamata. Ma dai, ma non ridiamoci dietro. È un servizio o non è un servizio? Sì, ma comunque non c'è. A proposito, non c'entra con MOM, però si è parlato anche dell'ipotesi tram, no? Con una battuta, ma fino a un certo punto avete detto nei giorni scorsi il tram non è quasi una contraddizione col Parc Vittoria. Certo, perché se devo fare una mobilità pubblica che gira, che senso ha che arrivo con la macchina a Parc della Vittoria e poi non mi serve più il tram, perché da Parc della Vittoria, da Piazza Vittoria a Piazza dei Signori, che è il cuore della città, cioè ci metterò esattamente 5 minuti, saranno più o meno 100 metri.
metri, quindi non avrebbe senso, ma se si dovesse chiudere tutta la città e mettere mezzi pubblici, compreso il tram, io firmerei subito. Il problema è che questa città da almeno 20 anni non ha un servizio pubblico adeguato di spostamento e mobilità pubblica nella città. Ci sono autobus invasivi con orari molto restrittivi che poi addirittura il sabato pomeriggio non ci sono neanche più, e con la protesta delle mamme che hanno pagato gli abbonamenti, e questo è il risultato. Facessero il tram, ma magari. La vedo calda oggi. No, io mi candido ufficialmente a presidente della MOM. Bene, ottimo. Il tram è un'idea molto affascinante, insomma, chi non ha visto, chi non ricorda con piacere le immagini delle foto dei tram che partivano dal centro di Treviso. Erano bellissimi, pensa quanto erano avanti 50 anni fa. Ma io, guarda, su questo ci troviamo perfettamente d'accordo. Io il tram a Treviso l'avrei mantenuto, non so il motivo per la dismissione del tram, però l'avrei mantenuto, oltre a essere utile, non ecologico, puntuale, perché ha delle logiche stradali completamente diverse. Su questo sposo l'idea che c'è, insomma la condivido anche con Antonella, di un bel tram. A me ogni tanto ci penso, secondo me un bel tram potrebbe partire da Villorba, fare tutta la dorsale. È chiaro che sarebbe molto impattante, molto poco secondo me realistico, però il mio sogno sarebbe Villorba, Treviso, aeroporto, e potremmo avere una, chiamiamola così, una metropolitana di superficie puntuale, su rotaie, ecologica. Perché dico puntuale? Perché il tram, insomma, non si può parcheggiare dove si vuole, dovrebbe esserci lo spazio adeguato, quindi un altro problema in Treviso, città piccola, è proprio quello dello spazio, quindi ben venga se gli studi dicono che si può fare. Due cose, Tocchetto dice però è una contraddizione col Parco Vittoria, primo. Ma Secondo, assolutamente no. E secondo, MOM in tutto questo non avrebbe qualcosa da ridire con un tram che va a sostituire un po' la sua funzione? Ma questo non lo credo, non è assolutamente in contraddizione con il Parco Vittoria, perché sono due strumenti completamente diversi. Il Parco Vittoria può dare un servizio nell'immediato, insomma, per chi deve venire in città. Il tram o i mezzi pubblici possono dare un servizio molto più elastico, insomma devi avere una elasticità di orari completamente diversi. Non la vedo assolutamente, anzi più opportunità dai, più la città diventa attrattiva. Allora, pubblicità e poi ritorniamo in diretta. Rieccoci in diretta, gli animi sono caldi. Allora, cambiamo però argomento in questa ultimissima parte, manca poco alla fine. Riparto da Antonella Tocchetto e partiamo dall'ennesimo episodio che c'è stato venerdì pomeriggio. Tra l'altro la zona è sempre quella di Parco Vittoria, ma non c'entra con Parco Vittoria. Ricatti, c'è stata una ragazzina che frequenta Ricatti che è stata schiaffeggiata da un gruppetto di 2 o 3 giovanissimi. Ed è l'ennesimo episodio che capita davanti a quella scuola, l'abbiamo raccontato, ma non solo, abbiamo raccontato anche di un'altra aggressione alla stazione dei bus. Cioè, il problema resta forte. Mi concentrerei però sulla zona, perché lei ci raccontava prima un aneddoto in particolare. Sì, allora io ho proprio lo studio lì, e quindi spesso, tra l'altro, all'ora di pranzo ne approfitto per andare in posta, perché non si trova troppa gente, e ho notato anch'io che ci sono proprio gruppi di ragazzini che escono e il gruppo fa forza. E mi è capitato anche a me un episodio dove un gruppo di ragazzi spingevano altre 2 persone. Era l'una, quindi erano le ore 13, 13:30, insomma in pieno giorno. Io mi sono avvicinata e ho proprio alzato un po' la voce dicendo ma cos'è queste spinte? Attenzione, perché sennò io chiamo i vigili urbani. E si sono un po' dispersi, nel senso che, voglio dire, so che il preside e i professori sono molto attenti. Molto spesso, devo anche dirlo, vedo proprio i professori che alla fine della scuola escono e controllano un po' la zona, però c'è da dire che il gruppetto
che sono anche i ragazzi che poi il sabato pomeriggio creano la tensione perché sono a gruppo, effettivamente a volte utilizza la forza nei confronti di altri. Io credo che sarebbe giusto, come abbiamo sottolineato più volte anche in Consiglio Comunale, di far girare molti operatori di strada, perché magari anche se si mettono là all'uscita di scuola vedono che c'è una sorta di, come dire, di forza, perché è solo una cosa muscolare degli adolescenti o post-adolescenti, perché insomma a 15-16 anni un po' l'adolescenza è un po' anche, come dire, va verso l'età adulta, che facendo gruppo si fanno forza. Ecco, anch'io l'ho notato questo, però devo sottolineare che i professori sono molto attenti e mi è capitato di vederlo più di una volta, ma certamente il gruppo fa la forza e a volte il gruppo può essere faticoso da gestire e potrebbe essere anche e può essere quello che incita contro altri, non va assolutamente bene. Ma a parte che insomma, le parole di Antonella sono chiare, non si può dire nulla. Mi permetto di aggiungere una cosa che secondo me è un tema che ogni volta che vengo in trasmissione becco sempre il fatto. Ormai sono anni che andiamo avanti, io continuo a dire che è il sistema società che ha dei grossi problemi. Mi fa piacere sentire da Antonella, insomma, che anche vede i professori, quindi vuol dire che la scuola è valida. Questo è un problema che nasce all'interno delle case, all'interno delle famiglie, secondo me, anche se non sono né uno psicologo né uno studioso della società. Ma a me basta vedere quello che propina o quello che ci viene propinato da internet, dalla televisione, dai cantanti stessi. Quando io ho dei modelli per una generazione che è lontana anni di luce da me, ma io ho due ragazzi, uno tra l'altro che va a Ricatti, frequenta ormai il 4º anno e uno insomma poco distante, io vedo che è una generazione lontana anni luce da me, perché forse un po' come lo ero io per i miei genitori, ma era una generazione, dico, forse un po' più sana, hanno dei modelli di vita che sono drammatici, cantanti che vanno a Sanremo, che parlano di Kalashnikov e vengono osannati quali vincitori, trapper, rapper o professionisti della musica che incitano alla violenza. Questi attecchiscono sulle teste, sui cuori, sugli animi magari di questi gruppi che vedono normale, dico ahimè, normale la violenza. Quindi l'operatore di strada, io sarei anche un po' più duro forse, io metterei anche, non sono per la repressione, ma metterei anche i gendarmi se fosse per me. È chiaro che il gendarme da lì li sposta, certo, si sposta da un'altra parte. Qua bisogna arrivare nelle famiglie, bisogna arrivare a avere coraggio di stoppare, scusatemi, chiudere e non dare voce a certe canzoni o generi che incitano alla violenza. Io questo lo farei. Questo è un po' più complicato, credo, però interviene un'altra... Però sì, sì. Le volevo chiedere questo, lei ha citato i figli, non voglio entrare nella sua intimità, nella sua privacy, ma lei da papà, quando vanno a scuola, cosa dice ai suoi ragazzi quando andavano a scuola? Cioè, stai attento, cosa... Allora, è brutto quello che dico o bellissimo? Io ai miei figli non dico nulla perché i miei figli mi danno sicurezza, hanno il mio amore e la mia fiducia, ma io li vedo in casa. Quando io dico andate, fate, uscite, ma perché io li vedo? Io mi pongo in altre famiglie dove vedo il figlio che è uno scappato di casa magari e lasciano tutto è consentito. No, bisogna fermarsi, riflettere e guardarli, ragazzi. Io li guardo i miei figli e dai loro atteggiamenti capisco se hanno la mia fiducia e quella della famiglia o meno, e i miei ce l'hanno. Ma li vedo come si comportano, li vedo quando magari mi fanno tenerezza, insomma, prendono un voto non eccellente e li vedo amareggiati. Questo è sintomo di maturità, è sintomo di ragazzi per bene, insomma, non sono sicuramente i migliori, ma soprattutto non sono i peggiori. Io ne vado fiero e sono orgoglioso. E se si trovassero di fronte a un gruppetto che li prende di mira? Qua è un tema particolare, però ho due ragazzi meravigliosi e
sono convinto che con la loro testa sarebbero in grado di staccarsi, magari anche di parlarne a casa. Ecco, questo è importante, Sì. di parlarne subito, perché poi molti si tengono dentro. Allora, indubbiamente l'età adolescenziale è stata difficile per tutti, perché ai miei tempi non è che fosse tanto diversa, nel senso che non c'erano le baby gang, ma c'era l'eroina che girava. Io ho avuto dei compagni di liceo, qualcuno che è andato in comunità e uno purtroppo anche morto, quindi sono sempre anni molto difficili, forse le famiglie anche non è che ci seguissero così tanto, però adesso c'è questa questione e anche le canzoni all'epoca, insomma, non è che fossero meno forti di quanto lo sono adesso. E io penso invece che in questo momento qua però è il gruppo che fa la forza, e questo forse ai miei tempi non c'era, no? E quindi il gruppone che fa forza, perché poi presi singolarmente i ragazzi, io non ho figli, non ho una famiglia, però li vedo come professionista, no? Quando ci sono le separazioni io mi occupo anche di seguire i ragazzi che devono vivere la separazione dei genitori. Ecco, a volte mancano un po' delle guide, però c'è anche da dire una cosa, che presi singolarmente, come nell'episodio che mi è capitato lì a Ricatti, se ne vanno via o magari ti guardano male ma se ne vanno via. È il gruppo che fa la forza, ecco, bisogna insegnare a loro che è bene stare in gruppo, ma per migliorarsi, non per diventare più forti contro gli altri, perché questo è il vero vulnus. Poi che le famiglie siano spesso in difficoltà, ecco, quando ero giovane io sicuramente se prendevo un brutto voto mia mamma se la prendeva con me, adesso se la prendono con i professori, e ci sono anche delle famiglie che forse li proteggono un po' troppo. Ecco, io investirei sul fatto che le famiglie devono essere autorevoli, questo è necessario. Non si può demandare tutto alla scuola perché i professori sono già oberati di tantissime incombenze, e che comunque bisogna insegnare ai ragazzi che l'unità, il gruppo serve per migliorarsi e non per essere aggressivi. Ecco, l'aggressività bisogna gestirla in qualche modo. Peraltro poi c'è un punto particolare, lasciando perdere le scuole, che si trova nella stazione degli autobus, che è un punto davvero delicatissimo e molto fragile, nonostante i vigilanti messi in campo da MOM, nonostante i controlli dei carabinieri, ancora accadono situazioni gravi. Lo stesso presidente di MOM, a proposito Colladon, ha detto in 40 anni non è mai successa una cosa del genere come sta succedendo adesso. Ripeto, è un fenomeno che è sotto controllo. Sono d'accordo con Antonella al 99%. Il gruppo, presi singolarmente, sono delle persone squisite, però c'è sempre la mela marcia o quel leader negativo che incita il gruppo, perché io li vedo. Quando io vedo questi gruppi di ragazzi, insomma io non me ne intendo, però a occhio vedo sempre che ce n'è uno o due che sono un po' più bulletti, incentivano gli altri a comportamenti poco onesti. Io la soluzione non ce l'ho perché non ho la possibilità di entrare nella testa dei ragazzi, però sarei più presente, come Antonella andrei a prenderli e dividere il gruppo, magari anche a parlarci, insomma non sicuramente con la violenza perché non ha assolutamente senso, ma andrei a individuare queste persone carismatiche al negativo che incitano e portano un po' tutto il gruppo a delinquere, insomma, perché a volte ci sono proprio degli atti di delinquenza, no? Quindi non è più la piccola rissa. È vero, anche quando ero ragazzo io, insomma, c'erano le famose compagnie, c'erano i gruppi, insomma, c'era chi andava alle sagre, ma erano episodi fortemente limitati a certi contesti o a certe identità. Probabilmente, no, e non vorrei essere frainteso anche, ormai la nostra società ha anche insomma, persone che arrivano da diverse parti del mondo. Magari ci sono anche dei comportamenti che per qualcuno sono normali, mentre per noi non lo sono. Bisognerebbe anche andare a capire se ci sono delle regole che andrebbero spiegate, non so come, perché Antonella l'ha detto e sono convinto anch'io che la scuola il suo percorso lo fa. Io ridico quello che ho detto prima, io chiuderei la voce a chi parla solo di violenza nei canali YouTube, TikTok o quello che è il mondo
informativo, andrei proprio con il garante a dire se trovo su questo non sono d'accordo, perché c'erano delle canzoni anche ai nostri tempi violente fino a un certo ma fino a un certo punto. Io oggi sento, me le sono andate a sentire, ragazzi, ci sono cose inaudite veramente da tristezza. Parlano di stupri, Kalashnikov, pistole, e ripeto, è chiaro che se io ho questi modelli da seguire è tutto normale, e quindi fa parte di un gruppo, fa parte della normalità. Allora, un problema difficilmente risolvibile a breve, perché insomma molto difficile. C'è un problema, un volo pindarico pazzesco, un problema che forse è più risolvibile, che è quello della politica e del terzo mandato. Super salto di Paolo in Frasca. Allora, so che Antonella si sta prodigando perché Zaia arrivi al terzo mandato. Allora, attenzione. Si stanno muovendo. Matteo Renzi a Mestre in queste ore sta presentando il suo libro. Il terzo mandato, un braccio di ferro tra Meloni e Salvini. Meloni vuole mettere le mani sul Veneto mandando a casa Zaia. La Lega vuole insistere, e se non ci sarà il terzo candiderà qualcuno alla presidenza, come il sindaco di Treviso Mario Conte. Allora, queste sono un po' di cose da chiedere. Intanto le leggo un'altra cosa, questa è un'ansia di Salvini che è a Cagliari in Sardegna per le regionali. Parlando del terzo mandato, non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra, non è questo che mi toglie il sonno, se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Molti l'hanno letta come una frenata di Salvini sul terzo mandato. Gira voce, ovviamente si può dire quello che si vuole, che l'emendamento presentato dalla Lega potrebbe essere ritirato in nome di conservare un'unità. Perché quello che abbiamo raccontato, abbiamo visto in questa settimana, è di un rapporto, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, in mezzo Forza Italia, che davvero sembra alla resa dei conti. Ormai non c'è neanche più la facciata di dire sì, che bello, siamo alleati. Se ne dicono i vertici sul terzo mandato. Allora, prima cosa, passa secondo lei questo terzo mandato oppure viene ritirato in nome di una unità di intenti del centrodestra a livello nazionale, cioè fare un passo indietro Salvini? E secondo, l'ipotesi Mario Conte suggestiva, peraltro lo stesso Conte non ha proprio chiusa la cosa, alle regionali. È tanta carne al fuoco. È imbarazzante. No, non è assolutamente imbarazzante. Bisogna dare atto, insomma, a tutte le dichiarazioni. Mi sembra che si vada dal terzo mandato a non litighiamo. Allora, a parte che la politica, se è fatta bene, ha anche l'arte del compromesso e trova anche i giusti equilibri. Io ritengo che in questo caso personalmente io darei fiducia a chi ha amministrato bene, quindi per me Zaia potrebbe tranquillamente avere il terzo mandato. L'ipotesi di Mario Conte bisogna chiederglielo a lui. Lui ha sempre detto che è a disposizione del partito, ma è a disposizione anche e ha un impegno con i cittadini. Dovesse essere, io lo vedo anche un bravo amministratore, non solo locale ma anche regionale, quindi avrebbe tutte le caratteristiche. Non sono io a decidere, quindi gli accordi politici... Ma lei lo vede bene comunque, eventualmente? Sì, perché no? Se ne parla del 2026 probabilmente, no, quindi sarebbe alla fine del suo secondo mandato. Le competenze, la maturità necessaria, insomma è una persona equilibrata e per me insomma non troverebbe ostacoli. Ripeto, partendo dal fatto che io rivorrei Zaia, capisco poi l'eccitazione di Fratelli d'Italia, insomma, che e loro pretendono lo dicono chiaramente ormai, il Veneto è nostro, così hanno detto. Il Veneto è nostro, insomma, calma e sangue freddo, insomma intanto che il Veneto è nostro, che ascoltassero i veneti e allora se il Veneto è loro, i veneti vogliono l'autonomia, che il percorso dell'autonomia vada avanti a grandi galoppate anche da Fratelli d'Italia, perché è chiaro che se andiamo dal referendum, dalla storia e dal cuore del nord, io sono veneto, parto da Veneto, diano segnali importanti che il Veneto sta a cuore anche con l'autonomia e non solo per la presidenza di una regione, la gestione di una regione che non dà problemi, sana, equilibrata, grazie anche alla Lega che negli ultimi anni ha creato le condizioni perché tutto questo sia equilibrato.
poi staremo a vedere, insomma, però so che Antonella vuole allora, Zaia e sta partendo con una petizione. Martella, il segretario Martella ha finito il decreto salva Zaia, quello la proposta del terzo mandato. Allora, io sono contraria al terzo mandato, che per Zaia sarebbe il quarto, perché penso che governare una regione per 2 mandati, ed è un'impresa molto importante, sia più che sufficiente, e anche perché è un impegno politico veramente serissimo, quindi penso che dopo 10 anni si può lasciare il passo. Per lui sarebbe addirittura il quarto, quindi andremo al 20ennio zaiano. Però vorrei dare una notizia, perché mentre loro litigano, io mi sto mangiando i popcorn, chi vincerà nel 2025-26 sarà il centro-sinistra, insieme al segretario regionale Martella e ai componenti del centro-sinistra, e noi siamo contenti che si parli di loro, perché nel frattempo noi stiamo lavorando tantissimo con tutto il centro-sinistra, individuando una serie di candidati di cui ovviamente non posso fare il nome, ma molto autorevoli, e la vera sorpresa dei prossimi regionali sarà che finalmente dopo anni, mi veniva da dire secoli, ma dico anni, il centro-sinistra guiderà questa regione e finalmente riusciremo a cambiare una regione che negli ultimi tempi ha visto uno Zaia post-pandemia molto in difficoltà, soprattutto sulle questioni della gestione della sanità. E quindi la notizia è questa, cioè noi siamo ben contenti che loro litighino, che vadano avanti con il terzo mandato, che arrivino dopo le europee, dove si conteranno il singolo voto, se ne avrà più uno Fratelli d'Italia o ne avrà più uno la Lega. Però per quello che ci riguarda, noi, ripeto, il centro-sinistra complessivamente sta veramente facendo un grossissimo lavoro. Ci sono riunioni non mensili, settimanali, se non anche più di una alla settimana, e si stanno individuando una serie di candidati molto interessanti che faranno veramente la differenza, a prescindere da quello che dicono loro. In più, vorrei anche ricordare che dopo le europee probabilmente si scatenerà la guerra, perché alcuni dei loro amici, ma non devo fare un nome, ma lo faccio, un nome per tutti, da re, dice che dopo il 9 giugno si potranno aprire i popcorn e se ne vedranno delle belle attraverso il confronto all'interno di una Lega che passerà da più o meno 20 deputati europei, ne passerà a 4-5, non lo dico io, lo dice da re, l'ha detto all'ultima trasmissione di Focus, per cui penso che abbiano grandi problemi all'interno della loro coalizione, anche se mi dispiace parlare in casa d'altri, perché ovviamente non è il mio compito. Allora, non è che per esempio sul terzo mandato siano tutti d'accordo nel PD, Certo, noi abbiamo domani sicuramente. leggo da Repubblica, il terzo mandato piace anche il PD, 30 amministratori in pressing, e la Schlein è chiamata insomma entro domani a decidere. Insomma, ma io sono certa che non passerà, perché alcuni dei nostri bravissimi anche presidenti di regione, uno per tutti Bonaccini, ovviamente lo vorrebbero, ma lo stesso Emiliano, di cui se ne parla poco, perché Emiliano non è sempre fuori dai radar della politica, si parla più di De Luca perché fa un po' di show che di Emiliano, però penso che alla fine non passerà, proprio perché la difficoltà appunto di gestire una regione che ha degli impegni molto importanti può lasciare il passo dopo 10 anni, che sono più che sufficienti per un amministratore, un presidente. Nulla vieta poi che si candidi come consigliere regionale per dare un aiuto al nuovo presidente. Però devo anche dire una cosa, all'interno del centrodestra, giusto per buttare la palla al centro, come dire, ce n'è uno che vuole veramente fare il presidente della regione, è Tosi, che ci sta provando in tutti i modi, per cui non vorrei che si trovassero anche un ulteriore ostacolo in più, e Tosi da tempo lo sta dicendo: voglio essere presidente della regione. Lo dico io per lui, anche se lui ovviamente lo smentisce. Anzi, ieri mi è stupito, addirittura ha fatto la manifestazione davanti al comune di Verona, e ne sono ben lieto, sulle carceri, sulle condizioni delle carceri, quindi ormai è in piena corsa per la regione, e lo vorrebbe anche perché gli era stato negato un po' di anni fa proprio dal suo ex partito, la Lega. Assolutamente. Chiudiamolo la con Schiavon, dopo il 9 giugno prendiamo un sacco di popcorn e stiamo a guardare cosa succede nel centrodestra? No, io sono a dieta da ieri, quindi una bibita dietetica. Sì, una bibita dietetica. Però insomma dopo il 9
che giugno i nodi vengono al pettine. Ma diciamo sono fasi, insomma, però mi faceva sorridere Antonella perché il candidato del PD ho scoperto che sarà o Emiliano o De Luca, perché nelle loro regioni hanno amministrato benissimo, la sanità è un'eccellenza. No, se c'è il terzo mandato. A parte che insomma, Emiliano insomma, può avere anche la mia attenzione, De Luca insomma, è un po' un personaggio un po' folcloristico, quindi mi lascia a volte basito, come ce l'abbiamo anche noi, come ognuno ha i propri personaggi, però dare voce a un De Luca a volte che sta cercando secondo me un suo nuovo posizionamento, assetto, perché probabilmente non verrà riconfermato in Campania, insomma, poi per il resto staremo a vedere. Staremo a vedere, grazie allora Cristian Schiavon, grazie a Antonella Tocchetto per essere stati con noi, vi lascio al film L'uomo del Colorado, un western del 48 con Glenn Ford e William Holden, dopo il meteo, grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, previsioni per domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nelle ore più calde, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature in aumento, minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-17 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo coperto inizialmente, a seguire rasserenamenti con alcuni tratti soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige anche in questo caso avremo molte nubi con al pomeriggio qualche schiarita. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.